Ci faremo una chiacchierata sull'influencer marketing. Ho passato un po' di ore a pensare come raccontarvelo ed è stato un po' un travaglio. Poi alla fine ho tirato le conclusioni, ho pensato di partire da me, così diamo un po' di senso anche alla presenza in questo luogo. Prima di tutto ringrazio Geasar per questa occasione di parlare in Sardegna, che è abbastanza raro onestamente parlare di social, di influencer. Questo è il dubbio che mi è venuto ieri. Siete curiosi di sapere cosa dirò domani a Olbia? Anche io, perché non avevo ancora, diciamo, ben presente come ragionare. Chi sono? Chi sono poco importante perché sono quello che comunica. Io sono questo, anche questo. In rete ci sono da circa 30 anni, più o meno, da quando esiste la rete, però sui social da una decina, da 11. Perché questa slide? Perché sono stato il primo account verificato d'Italia senza un nome e un cognome. Quindi il primo esempio di persona che non esiste, che però è talmente autorevole da essere certificata. Quindi quello esiste anche se non esiste. I numeri sono importanti, però vedremo dopo quanto sono importanti. Sono numeri, in termini di persone che mi seguono non sono tante, però poi vedremo i termini di influenza, engagement e altri parametri. Sono tante cose, dicevo, perché in rete si può essere tante cose. Io sono un ingegnere, faccio l'ingegnere, però faccio anche il comunicatore, sono un account verificato di TripAdvisor e sono in 1000 progetti di rete insieme a tante persone, e vedrete quanto è importante nelle dinamiche dell'influencer marketing la community, quanto è importante far parte di una rete di relazioni pregiata. Partiamo da questa slide. Questo è un evento che c'è stato l'anno scorso a Bari, Parole Ostili, un progetto di sensibilizzazione sull'uso consapevole delle parole in rete, un progetto molto bello. Si presentava il manifesto dello sport con tanti importanti testimonial, tra i quali la Juventus, Sky, la nazionale femminile di pallavolo, eccetera. Perché ho messo questa slide? Perché vedete i numeri di visualizzazioni, insomma di engagement. Il mio account ha praticamente doppiato quello della Gazzetta dello Sport. Parliamo di 7,7 milioni di visualizzazioni, con soltanto però 133.000 persone che mi seguono, quindi contro invece 1.700.000 della Gazzetta dello Sport. Questo è un parametro molto molto importante, perché fa capire che non tutte le persone sono utili alle vostre strategie, non tutte le persone pesano nella vostra strategia. Come si diventa influencer? È una domanda che mi fanno spesso. C'è un corso di laurea all'Università e Campus, proprio l'altro giorno, Scienza della Comunicazione, indirizzo influencer, quindi se avete voglia di capire come funziona, non è così semplice. Perché? Perché non è una scienza esatta. Lavorando sulle persone, sulla community, su tanti parametri non facilmente misurabili, anche se lo dovrebbero essere, è difficile trovare quella formula che permette di essere efficaci in questa attività. Ma cosa sono questi influencer? Qua ce ne sono due, in due ambiti completamente opposti. Chiara Ferragni, che tutti conoscono come la influencer più importante italiana in ambito fashion, è una delle più importanti del mondo, e Alberto Angela, che abbiamo nominato prima, con sullo sfondo le statue, non i giganti, altrimenti rischiamo. Non vorrei essere... ovviamente siamo un po' tutti influencer, nel senso che nella nostra rete di relazioni influenziamo quelli che ci sono intorno in dinamiche di scelta, di comportamento, di acquisto. Quindi anche se Alberto Angela non è un influencer, diciamo, tradizionale, cioè non vende borsette, non vende macchine, però di fatto influenza i comportamenti, come è stato il padre prima, nella divulgazione, nel trovare appunto una direzione a quell'attività di comunicazione che lui fa nel suo ambito specifico. Un tempo si chiamavano testimonial. Qualcuno di voi che è molto giovane non si ricorda di quei due? Scusate, sta rimbombando.
Ernesto Calindri e Franco Cerri, io me li ricordo, ho 50 anni, sembro giovane ma non sono così. Oppure Gianni Morandi o Fedez e Ferragni, sempre per passare i tempi nostri. Oppure questo è un influencer cinese che influenzano i comportamenti. Becky Lee è una giornalista diventata fashion blogger, quindi non nasce fashion blogger, che su WeChat, la Cina è un universo parallelo rispetto al mondo che conosciamo, sul suo account di WeChat lo scorso anno in soli 5 minuti è riuscita a vendere 100 vetture di questo tipo. Ci sono delle cose da dire, cioè WeChat è praticamente la moneta, il social, ma anche la moneta cinese. Non esiste il contante in Cina, nella gran parte della Cina, non esistono le carte di credito, esiste questo social network che permette di, appunto, oltre che interagire, anche pagare, e quindi è più facile anche fare azioni di marketing che hanno un riscontro immediato nell'acquisto. Però è interessante che una persona che indichi diciamo che suggerisca l'acquisto di un'autovettura in soli 5 minuti riesca a venderne 100. Non so quanti spot abbiano questo tasso di conversione così elevato, ma anche piccoli, non necessariamente quelli che vendono 100 macchine, ma per esempio questo, Father and Son, non so se lo conoscete, è un videogioco commissionato, il primo videogioco commissionato da un museo, dal Museo Archeologico di Napoli, ha avuto 4 milioni di download. Dite, vabbè, un videogioco, cosa serve? Eppure, questo signore, ma c'è un laser qua, scusa, Alessandro? Dov'è? Sinistra o destra? Ho paura di calcare pulsanti, perché sembro giovane ma non ci vedo. Ok. Questo? Ok. Allora, questo, Sean, è uno dei creatori di questo videogioco che ha praticamente ispirato una persona prima per il videogioco, ma è stata talmente ispirata che alla fine è andata a visitare il museo dalla Russia, è andata a visitare quel museo ispirato appunto al videogioco. E questa persona si è comportata a tutti gli effetti da micro-influencer, quindi tramite diciamo, un percorso un po' diretto, quasi diretto. Ma ritorniamo al termine, chi sono? Questo è un termine utilizzato in ambito pubblicitario per indicare quelle persone che, essendo determinanti nell'influenza dell'opinione pubblica, gli opinion leader, era anche il termine che si utilizzava un tempo, costituiscono un target importante e quindi indirizzare messaggi pubblicitari al fine di accelerarne l'accettazione presso un pubblico più vasto. Gli influencer quindi ci aiutano a guidare al traguardo, cioè una persona che sa far arrivare un contenuto a un'audience ben definita. Quel contenuto noi lo portiamo tramite questa persona a uno spicchio di persone ben definite, come può essere appunto un pilota, diciamo, che pilota la macchina. Ma sempre di più sta diventando l'influencer una persona che sa creare contenuti adatti a raccontare un messaggio che fa arrivare a un'audience ben definita. Diventano creatori di contenuti, più che semplici mezzi attraverso il quale veicolare un messaggio. È un passaggio importante perché sempre di più abbiamo sentito tanto parlare di storytelling, di racconto, di esperienza, però di fatto tutti questi termini sono molto belli se poi vengono trasformati in un racconto adeguato al nostro target, al nostro linguaggio, al nostro percorso, e quindi un po' l'influencer non è più essere solo un pilota, ma un po' è più essere Enzo Ferrari, che era anche pilota, ma costruiva le macchine, aveva quel genio per poi far andare da sé tutto quello che è diventato la Ferrari. Gli influencer connettono brand con i pubblici, sono connettori di fatto. Mettono in relazione i brand con i potenziali pubblici e creano quel filo che è sempre più difficile creare in questo contesto moderno, quindi parliamo dei media tradizionali, è sempre più difficile tramite i media stampa, soprattutto la stampa ma anche la TV, arrivare a vendere cose a pubblico generalista. Gli influencer permettono di arrivare a un pubblico ben preciso, a un target specifico, quasi un one-to-one, diciamo, sui micro-influencer arriviamo al rapporto diretto. Qua utilizzo le parole di Giorgio Soffiato, che è uno che ritengo una persona che mi influenza, insieme a Vincenzo Cosenza, che vedrete dopo,
che dice che mentre un tempo bastava una foto per raccontare o promuovere un prodotto o un servizio, oggi è la descrizione di quella foto che fa la differenza. E il fatto che viva davvero quel tipo di esperienza la persona che la pubblica, che la racconti davvero, cioè non per una modalità artificiale oppure per cortesia o perché è pagato, e costruisca un palinsesto narrativo attorno all'esperienza, che è quello che stavamo dicendo praticamente tutto il giorno. È il palinsesto narrativo che fa la differenza, non è solamente il messaggio, cioè riuscire a promuovere una destinazione, un attrattore, senza creare tutto ciò che invece crea il contesto per dare un senso anche a quel aspetto puntuale, è assolutamente determinante, è necessario utilizzare un'infrastruttura narrativa che è anche multimedia, quindi non è solo parole, è anche testo, è anche immagini, è anche silenzi, spesso anche molti silenzi, perché non dire spesso è più evocativo che raccontare. Ho fatto un panel a BTO proprio su come raccontare i silenzi, che in una overload di informazioni si sta perdendo quello che è il senso di ascoltare, di andare in un posto sconosciuto, vivere un'esperienza sconosciuta e ascoltare senza arrivare lì invece già preparati come pronti a vivere, a salire su una Disneyland, diciamo, del turismo. I social, non tutti gli strumenti sono uguali, lo sapete, ne parliamo, ogni giorno cambia tutto. Le stesse piattaforme, cambiamo noi, come le utilizziamo, cambiano le piattaforme. Instagram, metti like, togli like, adesso toglieranno forse, hanno tolto anche i contatti, cioè i like delle persone che seguiamo. Poi Instagram sull'influencer marketing è ancora molto forte, ma non è ancora intaccato il suo strapotere, però c'è la TikTok, che è una delle piattaforme nate per i ragazzi, che sta prendendo fortissimo piede, e sull'influencer marketing è una delle piattaforme più promettenti. Quindi scegliere il target, gli strumenti e poi dopo eventualmente gli influencer, perché spesso si chiama il testimonial così, mettiamoci questo, ci mettiamo questa faccia, un po' come si faceva anche nel marketing tradizionale, però non è esattamente la soluzione migliore, perché devono essere adatti a quello che vogliamo dire per il pubblico di riferimento e devono essere misurabili. Questa cosa che l'influencer marketing non debba essere misurabile è un po' una cosa misteriosa per me, cioè tutte le cose devono essere misurabili, cioè qualunque strategia di marketing deve essere misurabile, altrimenti non capisci se è efficace, se è efficace o no, è chiaro, cioè, come effetto deve essere misurabile. Devono essere autentici e indipendenti, non deve essere palesemente un uomo sandwich che ci porta i messaggi che gli hanno appiccicato con le banconote sotto, e deve avere una forte identità. Il tipico influencer è uno che ha una forte identità, è riconoscibile, appunto autentico e indipendente. La tendenza però delle piattaforme social è anche quella di spingere sulle micro community, gruppi privati di persone con interessi comuni. Facebook, il primo fra tutti, l'ha proprio dichiarato, questa anche a tutela parziale della privacy, di tendere a chiudere in recinti più piccoli le persone per proteggerle di più, però di fatto questo a livello di marketing diventa più complicato andare a cercare quello che ti serve se le persone rimangono chiuse dentro i loro salotti. Però nel momento in cui entri in quelle micro community c'è un altissimo tasso di conversione, perché sono persone che hanno altissima credibilità, gli influencer all'interno delle micro community, e quindi hanno un altissimo tasso di conversione, sono credute. Cioè se una persona che fa recensioni di telefoni nella loro micro community di 200, 300, 1000 persone è una persona stimata e riconosciuta, se io do un telefono a testare, quello me lo testa in maniera positiva, sono certo che avrò una vendita di quel telefono nettamente superiore a invece una strategia generalista sponsorizzata su Facebook senza grandi pensieri e ragionamenti sopra.
e sono una tendenza sempre più ricercata dai brand, anche nel travel, anche nel turismo, perché comunque si cerca un turismo specifico e ci si sta specializzando anche come influencer, quindi gli influencer generalisti si stanno specializzando in nicchie di mercato per essere più ricercati anche dai brand. La tendenza importante, qua utilizzo delle slide di Vincenzo Cosenza, la tendenza importante dal 2018 3 miliardi di investimenti sull'influencer marketing, si ipotizza nel 2021 10 miliardi. Siamo 2 anni, cioè abbiamo finito il 19, in 2 anni triplicati gli investimenti. Il re rimane Instagram con, soprattutto a destra, un tasso di engagement del 98,9%. Parliamo praticamente, se vuoi influenzare qualcuno, devi andare su Instagram. Però questi strumenti portano anche delle deviazioni. Qua c'è una foto di di Bosa, Canemalu si chiama, questa piscina di Canemalu, che era una parte rocciosa, delle piscine naturali rocciose, praticamente sconosciuta a tutti, cioè se non a quelli che conoscono quella costa. Grazie a un'attività di marketing senza nessun fine, diciamo, economico, ma semplicemente di conoscenza del territorio, questa spiaggia è diventata, questa piscina naturale è diventata talmente affollata che hanno dovuto chiudere la strada. È un tipico, diciamo, overtourism da voglia di accesso. Perché? Perché il 40% dei turisti, in questo caso è una statistica, però è una tendenza generale, tendono a decidere di andare in una destinazione per il fatto che sia instagrammabile, cioè che sia bella da condividere col proprio gruppo di relazioni. Sembra un paradosso, però oggi facciamo cose che 10 anni fa ci sembravano surreali, non assurde, anzi proprio assurde. Tra 10 anni i cellulari non li avremo probabilmente più, saremo noi il terminale che andrà in giro col riconoscimento facciale, usufruiremo di servizi, di sponsorizzate, ci profileranno per qualunque cosa. Quindi ragionate in termini un po' più ampi. Dove trovarli questi influencer? I top travel creators su Instagram e su YouTube in particolare. Troviamo per esempio sia le star che hanno tassi di engagement sui post di oltre 10.000 visualizzazioni. Parliamo di visualizzazioni, i like c'erano perché era una statistica fatta prima, uccisione dei like da parte di Instagram, e poi ci sono le rising star, quindi persone che comunque influenzano anche se non essendo, diciamo, non avendo numeri enormi, e su YouTube la star è Human Safari con 400.000 visualizzazioni per post, cioè per video. Parliamo di numeri enormi, da quasi canale TV. È chiaro che questi vanno saputi utilizzare, vanno saputi gestire, vanno saputi scegliere. Entrare nelle conversazioni. Gianni è l'esempio proprio perfetto. Un influencer deve avere la capacità di farsi ascoltare, di essere credibile, di ispirare, di spingere un'azione. Un influencer perfetto è Gianni Morandi, perché piace a tutti, è bravissimo, ispira, si ascolta, è credibile, è proprio, diciamo, il testimonial perfetto per qualunque tipo di azione, anche se lui poi di fatto gestisce e promuove solamente la sua attività e quindi in questa ultima parte della sua carriera, diciamo, cantante e attore. E adesso vi faccio un racconto veloce. Era il 2013, praticamente un secolo fa in termini di epoche digitali. Esistevano nelle città le notti bianche, no? Esistono ancora, però le notti bianche, quelle in cui si va d'estate per le strade insomma, ascoltare musica, visitare i negozi, mangiare un boccone in giro. In quel periodo Twitter era un social network molto dinamico in cui si tentava di sperimentare tante forme di anche contaminazione tra il reale e il virtuale, che poi vedremo che non è un paradosso. E quindi uscì con questa idea: proviamo a organizzare una notte dedicata alla cultura del turismo su Twitter, quindi un evento digitale. Organizziamolo, vale tutto, concerti, letture, teatro, video, la notte bianca di Twitter.
2 luglio. Subito, Invasioni digitali, che è un progetto molto bello di diciamo, invasioni dei luoghi di cultura. Se non lo conoscete, conoscetelo, come direbbe il filosofo. Subito invece, e non ci conoscevamo, decide di supportare questa idea, e quindi non ci conoscevamo veramente, dopo ci siamo frequentati, e quindi adotta, diciamo, questa idea. E subito ci si organizza insieme, e subito le case editrici fiutano l'affare, dicono: caspita, un evento in cui possiamo pubblicizzare i nostri libri, le nostre attività, e quindi Fabbri Editori, Rizzoli Editori, Nenad Editore, ok, partecipiamo, raccontiamo i nostri autori in questa notte bianca, in questo happening digitale. Mondadori, Le Marche, il Museo Maxi, che fa un'apertura straordinaria, inaugurava in quel periodo, fa un'apertura straordinaria, la notte rimane aperto per raccontare le mostre. E lo stesso poi Le Marche e altri luoghi. Italia.it, cioè Enit, decide di aderire, e quindi insieme a MIBAC, che allora lì non aveva la T ancora, poi l'ha ripresa, poi l'ha ripersa, adesso l'ha ripresa, e togli la T, metti la T, è un po'... vediamo quali ragioni saranno le nostre, quindi decide di raccontare l'Italia durante la notte. E addirittura l'Italia dell'aldilà. Twitter è un posto meraviglioso dove esistono anche autori defunti che interagiscono con appunto chiunque, come Cesare Pavese, che racconta Leucò in quella notte, decide di resuscitare e raccontarci Leucò. È talmente dinamico, è talmente bello, che a una certa ora un po' si perde un po' la rotta, tanto è che alla fine anche Italia.it dice: insopportabile, ci invita in Sardegna, il Mirto è già in frisco che gli portiamo bussare con i piedi, cioè l'hashtag dell'Enit, parliamo dell'Ente Nazionale del Turismo, che utilizza un linguaggio molto molto diciamo poco istituzionale. A un certo punto anche il Ministro della Cultura partecipa, allora tra i ultimi 10 ministri, non mi ricordo, no, forse era 1, 2, 3, perché poi c'era Franceschini il quarto, sì, 4 ministri fa, Massimo Brai, perché si stampava un cartello e si diceva anche a Orvieto in questo caso, ma Cagliari, Olbia, la cultura non dorme mai, questo era lo slogan. Anche il ministro decide di partecipare. Infine, dopo tutto questo, il cerchio si chiude sui media tradizionali, perché spesso i media tradizionali, lo vedete adesso molto di più che 5 anni fa, tendono a commentare o a riprendere le notizie che sono già uscite sui social. Cioè 5 anni fa non era così scontato, adesso è proprio la norma, perché le dichiarazioni le fanno su Twitter, le dirette le fanno su Facebook, e poi l'indomani lo leggete sul giornale, oppure lo vedete nel TG della sera, quando ormai è già decotta la notizia. Però vedete che comunque i giornali quindi recuperano la notizia. I numeri non sono tutto nella vita, però 9 milioni le persone raggiunte da questo evento, in 525 luoghi del mondo, dove è partito un tweet, quindi 525 posti diversi nel mondo dove comunque qualcuno ha scritto delle cose, poi più cose ovviamente sono state scritte, luoghi e nazioni, e tutto partì da qui, da un tweet all'apparenza anche abbastanza banale. Considerazioni, che non bisogna mai dare nulla per scontato, perché ogni tweet, ogni interazione social può portare a dinamiche impreviste. Siamo quasi sempre noi a deciderle con i contenuti che proponiamo. Che siamo influencer, che siamo fornitori di contenuti, che siamo gestori di una struttura, di un canale di comunicazione, siamo sempre noi che decidiamo la qualità dell'interazione social. E comunicare su un social network presuppone avere qualcosa da comunicare e farlo bene. Fatti e luoghi spesso insignificanti, e questo andrebbe stampato, contengono preziosi contenuti che vanno solo colti e raccontati. Spesso non abbiamo bisogno di inventarci tantissimo, abbiamo solamente bisogno di far emergere le poche cose interessanti con un linguaggio accessibile. Le conoscenze in rete possono sembrare apparentemente superficiali, ma questo dipende solo da noi. Questo è un altro aspetto, perché appunto, ritornando al virtuale e reale, è il primo punto del manifesto della comunicazione non ostile. Il virtuale è reale. Ormai viviamo in un mondo, in un contesto che non è più
un mondo parallelo in cui succede, siamo inconsapevoli oppure addirittura non abbiamo responsabilità di quello che diciamo e facciamo su questo livello. No, è un contesto. Viviamo in un mondo digitale, permeato dal digitale e dall'analogico, e le conoscenze sono conoscenze comunque, sono rapporti interpersonali. Cioè, se io ho rapporti, nel secolo scorso i rapporti epistolari erano importanti, i rapporti al telefono nel secolo scorso, proprio negli anni diciamo 2000, nel 90, 80, si instauravano rapporti molto importanti via telefono, perché adesso il digitale diventa un elemento completamente distinto dalla realtà. Rimane uno strumento che collega persone. Le persone fanno la differenza e le conoscenze in rete sono superficiali se noi decidiamo che lo siano. Io ho tantissime amicizie, ma anche qui ne vedo che sono nate in rete e poi dopo ci siamo conosciuti di persona, con cui abbiamo collaborato, con cui interagiamo, con cui cresciamo insieme, con cui anche ci detestiamo, con cui ogni tanto bisticciamo, insomma è normale, le persone fanno questo. E quindi lascio con queste 4 considerazioni che le parole costruiscono mondi, il limite del nostro vocabolario. Il limite del nostro vocabolario in tutti i sensi, in quello che abbiamo da dire, in quello del come dirlo, e nel target che scegliamo, perché dirlo come, cioè se voglio intercettare un mercato cinese lo devo saper dire non tanto nella lingua cinese, ma nella cultura cinese, che è molto molto diverso. Ogni persona ha un atteggiamento diverso rispetto al contesto sociale in cui è calato in quel momento, quindi abbiamo comportamenti diversi. Se in una rete di amicizie, in una rete di parenti, in una rete lavorativa, in una rete universitaria e via dicendo. In questo contesto l'autorevolezza è tutto, cioè perdere l'autorevolezza a livello di influencer, ma a livello generale, significa cadere nell'incoerenza e quindi trovare facilmente la rovina per qualsiasi tipo di attività social, soprattutto nei social, perché mentre nelle attività interpersonali analogiche le persone che interagiscono magari hanno una ricaduta nelle azioni, cioè la ricaduta delle azioni dannose può essere minima, può essere limitata, sui social i danni possono essere veramente devastanti, soprattutto per un'azienda, soprattutto per un influencer che rappresenta un'azienda. Tanto è che si appare per quello che si scrive, si deve essere coerenti con ciò che si rappresenta. Da influencer tu devi rappresentare l'azienda, quindi non puoi essere distante. Cioè io, che ho un certo percorso mio personale, non andrò mai a promuovere attività che sono, per dire, in contrasto con le mie convinzioni sull'ambiente, sui rapporti sociali, su certi aspetti politici, perché sarei incoerente e sarei poco credibile, quindi sarei anche poco utile per chi mi commissiona. La comunità, la rete di relazioni è sempre la chiave, questo è fondamentale. Macro, micro, mini, tutte le persone che interagiscono con uno strumento, la loro attività viene amplificata al massimo se hanno una rete di relazioni sul quale poter contare nel momento in cui hanno necessità. Che non significa chiedergli in ginocchio per favore aiutami a promuovere l'attività che mi stanno pagando, ma significa essere credibili e un qualche cosa che viene spontaneo, ovviamente se è coerente con il percorso della persona a cui si sta proponendo la collaborazione. La community è fondamentale, tornando alla prima slide, quei 7 milioni di interazioni non ci sarebbero stati se la mia community non seguisse quegli argomenti con particolare attenzione e quindi tende a veicolarli e a promuoverli sulla propria rete di relazione. Perché la condivisione è un atto importante, la condivisione di un contenuto sulla propria piattaforma social è un atto importante. È talmente importante questa cosa che la condivido con le persone che mi seguono. Quindi un atto non è un like di pietà che metti sui post, è proprio un atto di cosciente e quindi
avere una rete di relazioni forte che ti crede, che nel momento in cui tu scrivi un qualche cosa ritiene assolutamente rilevante che questa cosa venga promossa anche tra i propri contatti, è determinante per le vostre strategie. Che voi siate influencer o che non lo siate, la comunità rimane sempre la chiave. Sembrano concetti un po' astratti, però già qui siamo una community. Spesso mi è capitato di fare esercitazioni in cui si raggiungevano anche risultati importanti con 20-30 persone. Quindi dico, iniziamo anche a provare a fare rete di relazione di prodotto anche a livello social, non solamente a guardarci da lontano, a dire quello lo fa meglio, quello lo fa peggio, che forse magari qualche risultato riusciamo ad averlo anche un po' più frequentemente. Grazie, non ho altro da aggiungere. Se avete qualche domanda, te la porto io. Faccio il velo. È una cosa che è relativa al discorso precedente, quindi non esattamente al tuo intervento, però volevo un tuo parere, ed è riguardo alla questione dell'esperienza. Ne abbiamo parlato tanto nel percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, se ne è parlato ancora e ogni tanto sembra che si confonda l'esperienza col fare qualcosa. Io mi sono segnato invece un appunto diverso che ha a che fare, questo in realtà in parte con il tuo discorso, e io ritengo che invece l'esperienza sia quel momento nel quale la narrazione avviene in prima persona. È un po' diverso dal andare a mungere io la mucca piuttosto che, perché può essere una cosa non più solamente materiale, ma appunto è la mia narrazione in prima persona di quello che ho fatto. Quindi io sto cercando un'esperienza, io sto cercando di poter rientrare a casa e fare una narrazione in prima persona. Nel mondo in cui il selfie è diventato tutto, ecco, forse questo è un'altra chiave interpretativa dell'esperienza, secondo me. Allora, tu cosa pensi di questo? Il turismo dell'esperienza è sempre esistito, cioè, almeno io da quando sono nato vado in vacanza per fare esperienze, cioè per crescere, cioè, ogni viaggio mi deve aprire a una conoscenza, cioè devo tornare con qualcosa dal viaggio e quindi è l'esperienza che ti fa tornare indietro con qualcosa. Il creare l'esperienza il crearla in maniera artificiale o adatta a un linguaggio che poi può essere veicolato sui social, è quello più il problema, cioè il meccanismo attraverso il quale spesso voler raccontare un'esperienza diventa un artificio che è poco incisivo, cioè è finto per capirci. E quindi ha addirittura un effetto contrario, non ti permette di promuoverla, ma anzi è un deterrente per vivere quel tuo stesso tipo di esperienza. Il discorso di raccontare con le esperienze, invece lo trovo, io lo faccio spesso, mi conoscete, quindi raccontare troppo, sono fermamente convinto che raccontare troppo è controproducente perché non si lascia quella che deve essere l'esperienza di viaggio, che è un'esperienza personale, un'esperienza che ognuno di noi vive in maniera diversa e quindi spingerti a vivere l'esperienza di un altro ti porta a non vivere pienamente quella che faresti tu. Questo è il mio pensiero e tendo a raccontare poco, a dare degli incipit d'esperienza, più che un'esperienza. Io non voglio raccontare la mia esperienza, ma dico, tu puoi andare qui e vivere un tuo percorso che a me è arrivato in questa maniera, a te può arrivare anche in altre maniere, anche nella mia maniera, ma anche in altre maniere. Quindi è vivere un'esperienza meno completa dal punto di vista del racconto. Cioè, in un mondo in cui sappiamo tutto prima di partire, prenotiamo addirittura l'albergo, controlliamo su Google Maps se quella è una zona buona o no, verifichiamo appunto alle recensioni, come ho sentito prima, se la colazione è veramente buona o no, poi ci prepariamo, compriamo i biglietti prima del teatro di Broadway e i viaggi, vogliamo lo scompartimento, cioè arrivi a vivere un'esperienza su un trenino praticamente, su una giostra che
che non ti lascia spazio a un imprevisto, che solitamente è la cosa che ci ricordiamo di più dei viaggi. Almeno io, per dire, scusatemi se non... ogni tanto mi devo girare anche lì. Per dire, mi ricordo come una delle esperienze più divertenti aver perso un traghetto a Carloforte e aver dormito sulla panchina della piazza. Poi di tutto il resto sono rimasto 2 giorni lì dentro, mi ricordo solo questa cosa. E anche l'età, però dico, evidentemente è un qualche cosa che mi è rimasto ed era un imprevisto neanche particolarmente gradevole. Quindi dico, facciamo attenzione a non raccontare troppo, perché poi si vanifica quella che può essere la vera esperienza, che è assolutamente personale. Cioè un nuraghe, come abbiamo visto, porta a diversi tipi di esperienza. C'è il processo di ispirazione, qua non l'abbiamo affrontato, altrimenti nel prossimo call to action forse. Il processo di ispirazione che è molto importante, però poi chi entra in un nuraghe o comunque in un luogo d'arte ha una risposta diversa che nasce da quella che è la propria esperienza personale, la propria sensibilità. È chiaro che dobbiamo dare un vocabolario di base, come diceva prima l'intervento del Signore, per avere la codifica appunto di accesso e quindi sapere dove sei, che cosa rappresenta. Però oltre a quello, che non è solamente l'aspetto tecnico ma anche un aspetto di ispirazione, oltre a quello io non racconterei troppo, perché altrimenti si vanifica appunto quello che può essere l'esperienza completa del turista in generale, del turista culturale. Ok, no, perché era una cosa che mi era venuta in mente, anche perché ne abbiamo parlato tempo fa, riguardo alla carenza, se vogliamo, dal punto di vista dell'awareness di questa destinazione, cioè della Sardegna, di quelli che sono gli user generated content. Quindi sappiamo che molta gente poi viene, non racconta a sufficienza o non racconta per niente o racconta in maniera distorta. Perché la Sardegna la raccontano con le foto, molto di più che con le parole. Sì, Infatti siamo una delle regioni più fotografate e spesso raccontano più il mare, perché oggettivamente è un qualche cosa che è un'esperienza anche quella, ti lascia senza parole. Bene, io direi che va bene così, grazie, lascio a Joseph, anzi a Lucio, grazie mille. Grazie Gianluigi.